Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Una donna è rimasta gravemente ferita in un appartamento in Corso Tucori a Palermo. In base a quanto emerso le sarebbe caduto sul braccio un armadietto che gli avrebbe reciso la vena del polso. La vittima di 38 anni è stata soccorsa dai sanitari del 118 che si sono recati sul posto per sottoporle alle cure del caso. La paziente è stata trasportata al policlinico in codice rosso con le condizioni che sarebbero gravi. Sarà effettuata l'autopsia sulla salma del bimbo di poco meno di un anno che giovedì scorso era già morto quando è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano. L'esame autoptico è stato disposto dalla Procura di Palermo. In base a quanto emerso, il piccolo aveva iniziato ad avere problemi respiratori quando si trovava in culla. Sono due i casi di violenza presi in carico nel Trapanese, precisamente ad Alcamo, dove un cittadino rumeno e un tunisino si sono resi protagonisti di violenza sessuale aggravata, lesioni personali e violazione di domicilio. Scontata la pena, il rumeno dovrà osservare ulteriori obblighi discendenti dalla misura di sicurezza del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da minori. Continua la caccia allo spaccio di droghe in terra siciliana. Questa volta la sostanza stupefacente è stata rinvenuta a Gela, in provincia di Caltanissetta. Due giovani gelesi di 23 e 17 anni sono stati scoperti dai carabinieri mentre erano in possesso di 19 grammi di cocaina suddivisa in 51 dosi, di una piccola quantità di marijuana e 585 euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività di spaccio. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.